Allora ragazzi, benvenuti a Sisi's Journey nel nostro 23esimo episodio. Oggi siamo in Alaska. Buongiorno compari e benvenuti nel 26 Journey. Oggi siamo sui Nebrodi. Venite con noi. Ragazzi, come sempre, l'acqua gratis non si rifiuta mai. Late nights on the sofa, watching a soap opera. I feel your hands on my body. Wish we were getting naughty. Dopo questo breve percorso siamo già alla prima tappa. Si trova esattamente a 820 metri sopra il livello del mare, sul leggere, sono fantastico. È un villaggio abbandonato e ora ve lo mostriamo anche con voi. We can go up, or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. We can go up, or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. Baby, come and be with me tonight. I don't wanna come across impolite, but I'm ready. Hey, baby, come and show me how it's done. It's just you and me, one on one, nice and dirty. Signori, siamo a 2/3 del percorso e ci siamo fermati davanti a questo bellissimo abbeveratoio dove si venivano arredata degli asinelli. It's like you already do me. Allora, siamo arrivati più o meno a 3/4 del percorso. Vi diamo una breve recensione su Questo trekking questo che trek. deve essere, sinceramente, è molto facile, non niente di particolare, assolutissimamente fattibile da qualsiasi persona. E anche perché prima abbiamo visto passare anche un gruppo di bambini che erano molto più informissimi di noi. In ogni caso, adesso arriva la parte divertente, perché prima di venire ci sono state date alcune raccomandazioni, tipo portarsi delle scarpe da trekking. Per lo più ci avevano pure detto di portare le scarpe da scoglio, che abbiamo tutti quanti, ma che abbiamo prontamente lasciato a casa. Quindi quello lo scopriremo presto, se servono effettivamente oppure no. Signori, siamo appena delle lacrime della Madonna con questa bellissima Madonna su questa grotta. Nelle foto c'era la Madonna che aveva un sacco di collane qui sotto, ma oggi non ci sono, me ne volevo rubare una, ma a quanto pare non è stato possibile. Siamo quasi per arrivare, stiamo facendo giusto le ultime scale. Comunque questo posto è davvero bellissimo, ci sembra di essere dentro il Grand Canyon. Cioè, è davvero bellissimo, cavolo. All my intimacy is all I need from you to me. All my intimacy is all I
arrivati a destinazione e stiamo facendo pranzo con un bellissimo panino poverino. Why can't you see me on my knees for you, baby? I'm falling down, and I need you to catch me. Oh, my intimacies. Dopo un momento iniziale dove c'era un casino incredibile, adesso siamo praticamente restati da soli, siamo solo noi e quella coppia lì, e ci stiamo godendo questo fantastico momento post pranzo per rilassarci nell'attesa di farci un bagno non appena prenderemo coraggio, dato che l'acqua sarà sicuramente molto fredda. Un uomo distrutto. Allora ragazzi, è arrivato il momento di fare la stronzata del secolo. Acqua meno 2 gradi. Acqua meno 2 gradi. Sì, io sono molto preoccupato, Matteo molto meno. Vento all'incirca 20 km/h. Mamma mia, io penso che entro, muoio e esco. È viscido a terra. Un po'. Vabbè, che era viscido. No. Cosa ne pensi? Che è viscido, mi fa schifo. 3, 2, 1. Ma sono pazzi! Non la farò mai più una stronzata del genere. Le vostre facce sono tutte inappagabili. Allora ragazzi, benvenuti in Assisi Journey nel nostro 23esimo episodio. Oggi siamo in Alaska. Facci il bagno in mezzo agli orsi. E la challenge di oggi è resistere il più tempo possibile, vediamo fino a quando arriviamo. Via! Ma sei sotto la cascata! Ah? Sotto la cascata! Non tocco! Tempo! 1 minuto e 10. Sto letteralmente sentendo bruciare in questo momento. Tempo! Quando siamo? 2 minuti e 18. 3 minuti voglio. Voglio pochissimi 3 minuti. 3 minuti, dai. 3 minuti! Ce l'abbiamo fatta! Caldo! Bene signori, abbandoniamo la fantastica cascata del Catafurco dopo essere stati in ipotermia. in ipotermia. per 3 minuti. Matteo per 3 minuti, io solo per pochi secondi. Comunque noi ci siamo passati davvero praticamente un pomeriggio, siamo arrivati per le 12, stiamo andando via adesso che sono le 17:30. Ora proseguiamo di nuovo verso la macchina e la cosa più bella è che non c'è sole, per cui vietato lamentarsi, si cammina e basta. Folded on the lawn chair in all the colors. Summer love. Allora ragazzi, praticamente vediamo già la macchina, quindi stiamo già per arrivare. Piccolo aggiornamento sulla questione attrezzatura, ovvero gli scarponi non servono assolutamente, benché meno le scarpe da scoglio, dato che è pochissima la parte dove bisogna camminare in acqua, si può tranquillamente camminare o con delle normalissime ciabatte o comunque anche a piedi nudi. Sì, Si fa tranquillamente. Comunque ci riaggiorniamo in macchina, ma ormai Siamo arrivati. la parte più dura è stata fatta.
the colors. Allora compari, eccoci qui per la chiusura, in una location leggermente diversa dal solito, in quanto siamo svolati praticamente non appena siamo arrivati in macchina e ci siamo dimenticati di farla. Però fateci sapere cosa ne pensate di questo episodio un po' particolare, sarà uno dei tanti che faremo nei Nebrodi, è una serie che vi terrà compagnia per tanto tempo perché sui Nebrodi c'è davvero tanto materiale. Sì, facciamo un po' un riassunto della giornata, una giornata molto rilassante, un trekking molto semplice che è davvero per tutti. Detto ciò, vi do appuntamento tra 2 settimane per il prossimo video, vi ricordo di andarvi a vedere quello scorso e ci becchiamo. Ciao ciao! Alla prossima. Wow, qualsiasi cosa essa sia è davvero wow.